C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli spettatori, e invece no, anche perché potrebbero incriminarci per oltraggio a capo di stato straniero. C'era una volta una nobile e virtuosa fanciulla sempre in fuga dalle brutture del mondo. Sì, è qui. E quanto le devo, scusi? Il doppio di 3010 per 2 fa 6020. 6020. Più 50 per il telefono. E più 50. Ecco. Più 60. E perché? Lo chieda lui. Le dispiace se le do 2 gettoni? Fa che mi prendano, ti prego, fa che mi prendano. Desidera? Sono venuta per l'annuncio sul giornale. Stia accorto. Non è che questo grazioso cane... Ah, niente paura, è cuccio. Venga pure avanti. Vada al citofono lì dentro e parli col maggiordomo. No, non quello, signorina, questo qui, il blu. Mi scusi. Alzi il ricevitore e schiaccia il bottone di destra. Destra. Destra? No, non quello, l'altro. Pronto, si chi è? Pronto? Sono Stella Brega. Chi parla? Stella chi? Stella Brega. Quella dell'annuncio sul giornale. Va bene, venga pure su, l'aspettiamo. Ah, sì. Dove? In fondo al viale a destra. Grazie. Aiuto! Aiuto! Ma chi è? Per favore! Qui! Soccorso! Aiuto! Vengo! Qua! Arrivo! Ah! Oddio, che succede? Aiuto! Aiuto! Aiuto, chi è? Io, Stefano! Stella, piacere! Puoi tirarmi giù di qui, per favore? La nuova professoressa di musica. Però, niente male. Un'altra vittima calapiata da quel mostriciattolo. Poverina, ne vedrà delle belle. Senza contare quella pescecagna di sua madre. Gentaglia. Ma tu, Conte Riccardo, ricordati che sei un'altra cosa. Non ha niente a che vedere con loro. Tutte le mattine quando ti svegli ricordati che tu sei il Conte Riccardo dei Riccardi di Serra Capitolla. Ricordati, Conte Riccardo, che sei un signore, che ti manca solo il denaro per essere, oltre che signore, anche onesto.
Buongiorno, signor Conte. Chi è? Oh, buongiorno, caro. Il suo vestito, signor Conte. A rivederla. Ma che rivederlo? Dove vai? Il bacio del mattino, cara. Oh, dimenticavo. Ci pensavo proprio stanotte. Che cos'è mai un bacio? È una parola detta un poco più d'appresso, un istante infinito, una parentesi tra le parole t'amo, una Va bene, posteporosa. sì, bacia, femmina. Sì, certo. Signor Non più questa forcina. Ma insomma, come non si bussa entrando nel mio appartamento? Come ti permette di entrare senza bussare, villano? Ho bussato 3 colpi lunghi e uno secco, come al solito. Buongiorno. Forse il signore era distratto. Io non scendo in polemiche con la servitù. Signor Io Conte, sono... forse è meglio che io vada. Lo rifondiamo dopo, Rivederla. Allora, cosa vuoi? È arrivata la nuova professoressa, Sì? poiché la signora contessa è occupata, dovrebbe interessarsene lei. Va bene, me ne interesserò, dille che scendo subito. Vai! Carogna. Spione venduto e maledetto a servizio di quella pescecagna. Accidenti, la calza. Ma perché proprio il violoncello? Ma sì, il violoncello o flauto è lo stesso. Però il violoncello è erotico, no? Il violoncello sembra un grande culo di donna, eh? Ah, tu hai una grande sensibilità e anche una grande fantasia. Tanta, da matti. E poi mi devi dare lezioni di francese. I gesuiti mi hanno bocciato perché all'esame finale ho portato il Marchese de Sade. Prego. Grazie. Questi rametti. Ma la tua mamma lo sa che sono qui? Non lo so, ma tanto sono io che scelgo le mie signorine. Se hai buone referenze e ci sai fare, ti assumo. Le mie referenze sono un pochino catastrofiche. Non so perché, ma mi hanno licenziata da tutti i posti dove sono stata. Ma no, piuttosto di un po'. Tu cosa ne pensi dell'amore orale? Orale? Ma sì, orale, orale, ti va o no? Ma sì, l'amore orale. Ma ne ho fatto una scorpacciata. Al liceo poi ne andavo pazza. Però, Sapevo tutto, sai. Bene. Chiare, fresche e dolci acque, Abelardo ed Eloisa, il dolce stil nuovo, Dante e che Beatrice. stronza. Pardon? Ho detto che stronza. Ah, ecco. Io parlo di contatti bucogenitali, fellazio romazio, gola profonda, fase orale, hai presente? Ma tu, io, te, noi, ma credi, oh, ma capito? Sì, ho capito. Sei un'inibita, ipocrita, repressa. Anche tu come le altre. E quando mai te lo diranno se sono favorevoli all'amore orale? Che fai? Mi licenzi in tronco? No, sbaglierò, ma sei recuperabile. Stefano! Ridete di più! Ma chi è quella cretina? Siete voi che è uno schifo! Sembrate un corteo di paralitici veri! È un pianto! Dovete ridere tutti! Avete capito? Si lascia voi non rompete i coglioni! Via! Ma cosa fa quello lì? Non c'è il freno! Pista! Effettivamente, quello è il modello senza freni. Niente di rotto? Se sono rotti chi li paga adesso? Volevo un piano sequenza più lirico, più... Tu non ti lavori con queste, Contessa, stai ma zitto, non no! vede. Dovete ridere sempre, dovete ridere, disgraziati! Questo è un film pubblicitario. Lo slogan di questo film è La paralisi è gioia! Voi siete paralitici e felici, chiaro? Tu, perché non ridi? Io sono paralitico vero. Se non ridete, io non vi pago! Ecco, ridete come fa lui, Si è vedete? incastrata la dentiera a forza di buche. Ma vada via i ciazzi, su, riprendiamo tutti a posto, si tira, motore, azione! Ma io no! Ma cosa mi è saltato in testa di mettermi una generica vestita da orfanella? Via, mettetemela qui dietro, via! Ma io sono il primo, sono Stella Bregannover! È solo un po' di spavento. Gradisce un cognac? No, grazie, sono astemia. Lei è una persona squisita.
È uno della famiglia, lei? No, per carità. Sono solo il maggiordomo. È finita? Stia tranquilla, sono andati via tutti. Il parco è pieno di trappole, lacci, tagliole. Il ragazzo è un piccolo delinquente, deve stare sempre allerta, signorina. Ah! Stefano! Il signor Leopoldo... Il signor Leopoldo farebbe bene ad Il andare. degno aristocratico non osa alzare la festa, se Come alza dici? allora la festa tragica si farà. Niente di rotto, Stella. Il vestito... In caso di bisogno, signorina, si rivolga a me. Allora, vogliamo andare a fare un po' di musica? Ma... Il coglione, come al solito, è caduto nella trappola più grande. La solita storia del pastore. Brava, brava, brava e ancora brava. Bocche vieni, scommetto. Ecco qua, è arrivato lo scassacazzi. Veramente era Bach. Ah sì, è vero, l'immortale, l'inconfondibile, il grandissimo Bach. Non dia retta a quel che dice il bambino, in fondo mi vuole bene. Ma vaffanculo. Appunto. Vedo che siete una famiglia ben affiatata, molto simpatica e moderna. È inutile che fai la leccapiedi con lui, tanto non è mio padre, non è niente. E non conta niente. Sì, in effetti sono il patrigno, ma ciò non toglie che io gli voglia bene e che lui voglia bene a me. Lei ha studiato Santa Cecilia, scommetto. No, Santa Maria della Riparazione. Ah sì, grande scuola, ci avrei giurato. Anch'io. Sì, diploma di violoncello e pianoforte, primo premio di composizione, diploma di francese, tedesco, computisteria e... Sei assunta, puoi Lei rimanere. è assunta, può rimanere. E tu puoi andare, Io posso Pappino. anche andare, certo, ho da fare. Arrivederla, signorina. Mademoiselle. Au revoir, a bientôt. Ah. Ciao, caro. Un bacino a papà? No? Ciao, carino. Un mese anticipato, 300.000, ok? 400.000? Ah, 350. Più ferie pagate, rimborso benzina e il 14ª. Ok. Affare fatto. Ah, prima però devi vedere una cosa fondamentale. Non ti muovere, eh? Ferma lì. Togliti la benda. Ecco il mio regno. La mamma va picchiata finché è giovane. Carino. Posso? Prego. Oh, che bello. Ah, il Santo Padre. Ma dove l'hai trovata tutta questa roba? Parte me la sono Guarda. fatta da me, parte l'ho comprata per corrispondenza. Per corrispondenza? Sì, dall'America ti mandano anche il necessario per farti una bomba atomica. Carino. Carino. La Sacra Famiglia. Beh, non capisco se sei ateo o credente. Diciamo che cerco di liberarmi di qualche decrepito fantasma. Dio, un fantasma? Ma cosa dici? Io sono il Signore Dio tuo e mi vendicherò su chi non mi ama e sui suoi figli fino alla 10ª generazione. Appunto. Ma Dio è anche un buon padre. Un po' smemorato, no? Pardon? A proposito, vogliamo cercare di cancellare 20 secoli di Santa Maria della Riparazione, eh? I capelli, per esempio. I capelli? Vogliamo dargli una bella scorciatina? Ah, ecco, avevo proprio intenzione. Ehi, reggiseno, buttalo via. No. Non mi dire Sì. mica che ti cascano le tette per terra se non lo porti, Beh. eh? E poi mi comprerei un bel vestito scandaloso da mignotta. Da mignotta? Calze nere, con le giarrettiere, una bella combinazione nera con le rose. E i tacchi a spillo, tutto un pizzo nero. Signorina! Signorina! La contessa! Esatto, quella lì. E le raccomando soprattutto la dolcezza e il sentimento. Il bambino è sensibile, delicato e un po' timido, un vero temperamento d'artista. E poi...
Mi sembra già dotato di una notevole personalità. E beh, modestamente mio figlio, né? E io all'età di mio figlio ero già sua madre, tanto per dire. Ha 14 anni? A 12! Oh, mi auguro che lei non sia smorfiosa come le altre che sono passate di qua, sempre a piangere, sempre a lamentarsi. Oh, per carità, io sembro Ma fragile. siamo matti? Ma da quando in qua si accettano pagamenti a 90 giorni fattura? Se non pagano subito, io gli do 90 calci nel culo, altro che storie. Ma Beh. noi paghiamo i fornitori a 12 mesi fattura, a volte non li paghiamo affatto. E allora? Insomma, Ruga, ma lei che cos'è? L'amico del giaguaro? Ho detto così e via a pedalare. Beh, e lei dov'è che va? Non lo so, mi pareva... Ma lei non è quella che ho schiaffato nella carrozzella? Siamo caduti per imperizia del guidatore. Ci sono stati danni al veicolo. Le carrozzelle dei Rossi sono robustissime. Se intruppano si sfascia magari il paralitico, ma le carrozzelle dei Rossi non fanno neanche una piega. Oh, allora... Nel settore, io sono una forza, sa? È un settore interessante. E anche umanitario. Sì, è un settore in crisi, cara mia. Da quando a tutti gli ha preso la mania di fare l'amore e non la guerra, per me sono cavoli amari. L'invalido civile non basta. Uno qua, uno là. Il nostro punto di forza era l'invalido di guerra. Una bella massa di stortignacoli. Pardon? Ora però sono proprio cavoli miei. Già, qui se non viene una bella guerra, io vado fallita, signorina mia. Beh, insomma, lei prende servizio domani mattina. Ma non mi verrà mica vestita così da giubbina, né? Ce l'avrà un vestito No, come Dio comanda? a lei un vestito- Ce l'ha un mezzo per arrivare qui in villa? Sì, un motorino. Bravo, alle 9 in punto. Voilà! Spaventata, mia cara? No. Venga, che le do uno strappo. Una signorina per bene come lei non può andare in giro da sola. Faremo 2 chiacchiere. E non abbia paura, è un mezzo sicuro. Pensi che nel 30 il Vate ci vinse una gara di velocità. D'accordo. Grazie. Prego. Ma no, Sciocchino, cosa fa? No, il culetto qui, giri, giri. Gioventù, gioventù. Questo bolide fu un regalo del duce al mio povero babbo. Si tenga forte, eh? Ave Giuseppe! Sera. Eppure lei? Lei mi ricorda qualcuno? Il cognome soprattutto, come detto, scusi, Hannover? Mio padre, sì. L'ultimo Hannover! Ma è fantastico! E sua madre? Bregannover anche lei. Mio padre e mia madre sono cugini di primissimo Lei è il grado. concentrato del più bel sangue d'Europa! Beh, ex sangue reale. Ma lei come ha potuto collegare? Faccio vedere. Vede? Io sono così diversa. Papà e mamma si assomigliano tanto, anche se lei è tedesca e mio padre è Sono italiano. molto fiero di conoscere l'ultima Oh, principessa che Hannover. qualità. Un re, è un re anche in mutande. Proprio un bel affare. Se lo ricordi. Buonasera, mamma. Ciao, sei papà. tu, cara. Cominciavo a stare in pensiero. Mi dispiace, mamma. Buonasera, Alberto. Cosa hai fatto i capelli, cara? Sono andata dal parrucchiere a fare spese, perciò ho fatto Stai tardi. bene così? Però ho trovato un lavoro. Io non capisco questa tua mania di lavorare. Ma contenta tu, cara. Tuo padre non ci fa mancare il superfluo. Certo, mamma. Certo non sarebbe contento. Margherita, bella. Non sta bene per una signorina di sangue reale lavorare. Uffa. Ach, mein Schatz, la mia testa. Oh, scusami, mamma, è vero. Vuoi una bulla d'acqua calda? Mi sente gelare. Hai ragione, mamma, è vero. Vedrai che presto ti comprerò un bel casco di quelli veri da parrucchiere. Vedrai Ma cara. Tuo padre non pensa mai a me. Mia povera testa cilata. Guarda un po', ci volevano proprio. Giusto in tempo. Stella, sono io, papà.
Me ne vado, Stella. Papà! Papà! Addio, Stella! Aspettami! Su, su, Stella. Non fare la bambina. Ma io voglio restare bambina. Voglio restare sempre con te, papà. Scappiamo insieme, papà. Certo, amore. Quando sarai grande. E dove andremo? Nelle isole felici, Stella. Noi siamo di sangue reale, Stella. Discendiamo direttamente da Dio. E perché siamo poveri? Perché tutte le nostre ricchezze sono andate perdute nel naufragio del Titanic. C'erano 2000 posate d'oro e i gioielli della corona. Buongiorno. Signorina, non la riconoscevo. Avanti. Salve. Zitto che ti venga un accetto! Buongiorno. Signorina Stella, com'è bella. Grazie. Posso offrirle un tè? Sbaglio o lei è un po' nervoso, Leopoldo? Più che nervoso sbronzo. Io la mattina sono sempre al ticcio, signorina. Mi dispiace, ne è rimasto pochissimo. Meglio così, tanto il tè non mi piace. E perché beve, Leopoldo? Per dimenticare, naturalmente. Grazie, un cucchiaino mi basta. Lei non ha certo problemi di linea, signorina? No. E lei che problemi ha, Leopoldo? Tutti, direi. Tutti i problemi che un uomo può avere, io li ho. Già, capisco. Aprimi! Aprimi subito! Se ne vada finché è in tempo, signorina. Ma perché? A quello si sente. Sono qui, cara. Ma no, dico quell'altro. Stefano! Il ragazzo è un delinquente, la contessa è una criminale, il conte è un depravato, la servitù è corrotta, io sono un venduto. Venduto? La contessa mi paga perché spì il conte mi paga perché spì il signorino. Ma il signorino mi paga gettone un tanto sevizia. Non posso, mamma, ho lezione di violoncello. Per quello che mi riguarda, Leopoldo, mi sembra proprio che lei esageri. Io qui mi trovo molto bene e per di più mi danno un ottimo stipendio. E va bene. Vuol dire che mi permetterò di vegliare su di lei. Vuol dire che spiera anche me. Aiuto! Venite ad aprirmi! Va a tirare fuori mammina, che è rimasta chiusa nella sauna. Buongiorno, Stefano. L'occhio mio si è fatto pittore ed ha fissato la forma della tua bellezza nel quadro del mio cuore. Carina. E tu, Stefano? No, è di quel gran ruffiano di Shakespeare. Puttana. Pardon? Ieri ti eri conciata a quel modo per fare scena. Uno non può mica cambiare così da un giorno all'altro. Così come? Tu sei una dritta. Sono sicuro che hai una doppia vita. Vogliamo studiare? Il était en train de l'embrasser sur la bouche quand elle s'évanouit. Traduci. Egli era in treno di abbracciarle la bocca quando ella svanì. Ma che dici? Mi stai prendendo in giro? Fa caldo, eh? Sì, ma non tanto da sragionare. Ma che diavolo vuol dire? Egli era in treno di abbracciarle la bocca. Niente? E allora? E allora cerchiamo di tradurre correttamente. Ah! La bianca Ofelia naviga come un gran giglio. 8.500 lire. Taglio.
colorazione e messa in piega. Mi aiuti? Certo. Grazie. Ah, hai voluto metterti il reggiseno? E torna in Come potevo sapere io che le donne con il reggiseno ti fanno orrore? Adesso lo sai, eh? A buon intenditori. Sì. Salute. Grazie. Lo sai che è un culo meglio di un violoncello? Dov'è quello stronzo imbecille? Dove sei cacciato? Leopoldo, la mamma ti chiama. Era qui anche lei? Mi trovavo a passare. Da dove ti sei cacciato? Le capieni di mangiapane a tradimento. E guardone. Voyeur, semmai. Allora, eravamo rimasti... Ah sì, che tu hai un bel culo. Non diciamo sciocchezze. Siamo un po' seri e studiamo un po'. Senti un po'. Ma non è mica che tu sei vergine alle volte. Pardon? Io, figurati, ne ho fatte più io di... Può sapere, Leopoldo, perché il signor Conte si prende la mia Rolls per andare a passare? È una donna interessante, tua madre, eh? Ha delle belle cosce, ma più che altro è fine, mammina. Allora, Sì, dato che ne hai fatte più di... Perché non mi racconti chi è stato il primo? il mio primo uomo. Eh già, Un racconto esplicito. sì, qualche cosa che non confesseresti al confessore. Beh, potrei raccontarti di uno zio Porco? somigliava tanto a mio papà. Ah, bene, uno zio prete, sporcaccione, che somigliava tanto a papà, mi interessa. Stefano! Buongiorno, Conte. Subito qui! Scioglimi. Ti prego, Che scioglimi. rottura. Ma Stefano! Proprio adesso che cominciavamo a divertirci. Vieni qua, mascalzone, guarda che ti ho visto, sai. Questi giochini sadomasochistici sono insani, immorali e perversi. hai Vabbè, capito? vaffanculo. Ma come vaffanculo? Tu lo devi smettere di trattarmi così! Non capisci che sono più grande di te? Io sono fortissimo! Io se voglio, io ti posso... Ma guarda che lo dico per il tuo bene, sai. Papino. Sì, dimmi, caro. Sì. A questo punto Sì. è bene che tu chieda la mia mano alla mamma. Cosa dici, imbecille? Va via, disgraziato! Papino, non diciamo niente a nessuno di queste tue debolezze, eh? Ciao! Malvagio. Il nome della cotoletta Marcella, la portano le monache. Sei... Il forno no. Quante volte devo dirtelo, mamma? È pericoloso. Ha messo fuoco lento. Se arrivavo tra 5 minuti eri cotta. Ma ti rendi conto? Sai, ti Alban. Su? Meglio cotta che surgelata, no? Ah, come sto bene. Oggi sono venuti in 3 per me violentare. Ho dovuto difendermi coi denti. Ma come devo fare, povero fanciullo indifeso, e salvare il suo onore? Allora, si è ustionata ancora la testa? Cara Stella, questa volta sta andando. Andando dove? Mamma? Mamma? Come sto bene, Stellina? È gravissima. Sente come se il cervello mi frigge dentro. Meglio di quella volta che ho bruciato con fornello elettrico. E meglio di quella volta che ho preso insolazione. Solo un miracolo può lei salvare. Faccia qualcosa, la prego. Ho tentato di metterle un bordo di ghiaccio sopra della testa, mi si è rivoltata contro. Ti senti lontana. Non morire, mamma. Dai. Io sto bene, giuro benissimo. E la agonia. Non sono mai stata così bene. È finita, Stella. Caput. Ah. Sei arrivata anche tu alle tue isole felici. Il nero ti sta bene, ma le giarrettiere starebbero meglio rosse. Ma io sono in lutto, Stefano! Ma se mi avevi detto che eri contenta, che tua madre è morta. Contenta per lei, non per me! Tirami giù, basta! Non ce la faccio più a stare così capovolta! È il mondo che è capovolto, Stellina. Adesso così, a testa sotto, lo vedi giusto. Proprio giusto. Basta! Mi sento male! Vabbè, allora. Aiuto! Dunque, brindiamo. Alla defunta.
L'importante è sapere che la notte, per esempio, la tua bella animuccia vaga per nere foreste, alla ricerca di quello da cui scappa durante il giorno. Le prediche come il grillo parlante. Siamo tutti Pinocchio e il grillo parlante, il buon dottor Jekyll e il nero Mr. Hyde. Chi è? Lei, Conte Dracula? Temevo qualche malintenzionato. Ho sete. Posso offrirle qualcosa da bere? Non so, una giugulare. Volevo proprio conoscerla. Per questo mi aggiravo qui nella foresta nera in questa notte nera. Non ha paura dei miei puntuti canini? Oh no, anzi carini. Cosa? Conte, Ma sono io, ma sua carina. Ah, decapottabile. Andiamo a fare un giretto? No, non vengo. Mi permette di chiamarla papà? No. Ah, venga con me. No. Non ho più sete. Hai una fantasia veramente morbosa. Aspetta, che la notte è lunga. E dopo la notte viene l'alba. Così, nella fredda luce dell'alba. Tocca a me. Un momento. Io mi sono stufato. La luce dell'alba è fatale ai vampiri. Mi permette di chiamarla papà? Ma insomma, non si può stare tranquilli. Pardon? Mi permette di chiamarla papà? Stefano, chi era? Chi vuoi che sia? Lo spione, l'infido consigliere che corre a riferire quello che ha visto al conte o alla Oddio, contessa. no, Stefano, corriamo. Dunque, la mano sinistra si tiene qui, sulle corde. Ecco, la mano destra tiene l'archetto, così, orizzontale. Eccolo qua, l'infido consigliere. La prossima volta ti becco, Signor Conte attende la signorina nel suo studio. Dia al signor Conte del cazzo che vada a prendere su... Dica al signor Conte che vengo subito. Bene. Quella parola non si dice, Stefano. E va bene, vai. Vai pure dal signor Conte. Ma guarda che metto il timer sui 10 minuti. E se scatta questo qui, boom! È una bomba a orologeria. Ma queste bombe sono finte. È vero che sono finte. Tu che ne dici? Va bene, d'accordo. Quanto tempo mi dai? 15 minuti. Un quarto d'ora con il mio patrigno è anche troppo. Tieni. Vado, eh? Pugno di ferro in guanto di velluto. Noi dobbiamo vincere e vinceremo. Sì? E tireremo diritto. Certo, sono assolutamente d'accordo con lei. Brava, brava. Il ragazzo ha evidentissime tare. È immorale, sovversivo, degenerato. In poche parole è un vero e proprio fregnone. E se lo dice lei? Sì, lo dico io. D'altronde lei ha visto sua madre, Oh no? sì, la contessa. Una donna eccezionale. Possiamo anche dire unica nel suo genere. Mascolina, volgare, plebea. In una parola, una vera e propria... Sì, lei è molto psicologo. Certo, cara, molto. Ed è per questo che ho capito tutto di lei, Stella. Lei è una creatura fragile, delicata, che ha bisogno d'aiuto, del mio aiuto. Perché lei, scusi se sono franco e brutale, ma lei si sta facendo plagiare da quel ragazzo. Quello che è accaduto oggi nella serra, andiamo, mi è stato detto che lei esibiva addirittura dei seni completamente nudi. Ma quello era un giochino, sa? Si sta facendo plagiare!
E se glielo dico io mi deve credere. Certo che lei se ne intende. Certo che me ne intendo. Non ha la vita facile, mi scusi il termine, qui dentro. E non mi rompa il fascio! Oh, pardon. Il fatto apparente che mia moglie mi ignori, il mio figliastro mi snobbi, non ha alcun significato. Gliel'ho detto, nessuno dei due è normale. La verità è che qui il sano sono io. Il forte sono io. Sì. L'uomo di pura razza aviana sono io, mi guardi? Sì, certo. Quello che conta sono io. Colui che determina sono io. L'uomo della provvidenza sono io. Io. Sì, ha ragione, naturalmente. Io la ringrazio molto di questo suo Prego. paterno avvertimento, ma mi scusi, sa, ora devo scappare, il tempo sta per scadere. Stefano ha caricato la bomba a orologeria, vero? Sì, ma è uno scherzo, suppongo. No, e lo consiglio di affrettarsi. Qui nessuno scherza, mia cara. Stefano, disinnesca, arrivo! Metterò io ordine in questa casa. Io ho bisogno di un uomo coi coglioni, ecco Eccomi che ho qui. bisogno. Permesso? Volevi mica, cara? Ma cosa c'entri te? Non hai visto le luci rosse, basta. Siccome ho sentito che tu avevi bisogno di un uomo con 2 polsi, allora ecco. Appunto! Ma cosa c'entri te? Accidenti, ora glielo dice che ero nuda nella serra. E poi, quando gliel'ha detto? Ma mi licenziano, Stefano. Il problema è semplice, io non voglio pagare le tasse. Nessun vero industriale le paga, nessun vero ricco le paga. E allora, ma perché dovrei proprio essere io l'eccezione? Ma perché? Se mi consente, lei forse esagera un po'. Niente affatto. La signora contessa ha detto una sacrosanta verità. Bisogna lanciare il cuore al di là dell'ostacolo. Bisogna spezzare le reni al fischio. Senti un po', Conte, a me te mi servivi quando eri l'attendente del Papa. Cameriere segreto. Sì, va bene, prego. perché adesso non mi serve un accidente di niente. E pensare che c'era l'uomo giusto, invece lui non vuole il Conte. Cosa non voglio? E quest'uomo, per la miseria, tutto arrangerebbe. No. E perché no? lupo ha fatto carriera in politica perché è un sovversivo, un vero bolscevico. È un cugino del mio patrigno. Ma è davvero un sovversivo? Ah, tutto è relativo. L'onorevole Gianlupo è della sottocorrente di sinistra della corrente di centro dell'ala moderata del partito di maggioranza. Così e basta, via, snomare, via. Vai tutti. Ma che state facendo voi due qua? Stavamo spiando, mammina. Spiando e origliando. Mi meraviglio di lei, signorina. Veramente, stavamo ripassando la lezione di francese. Volevo io stare qui, se non ti spio quando riesco a vederti, mamma. Oh, ma cosa dici mai, caro, Stellina? Ma la mamma lavora per te. Un giorno tutto questo sarà tuo. Sì, e che me ne faccio? Ma come, cosa te ne fai? Un impero, la ricchezza, il potere. Tesorino. Eh già, è vero. Non ci avevo mai pensato. In fondo il tallone d'Achille di una madre è di essere sempre una madre. Vedrai che la mamma ti starà sempre vicina. Che bella, sembra una regina, tutta Graschelli. Ne ho vista una uguale a lei ieri, all'Ambra Iovinelli. Se avete visto- Cretina, vattene via. Oh, mi scusi. E te cosa fai lì dietro? Non sei ancora andato al Festival di Dario Argento? Vado, mammina. Vado. Sì, è tutto sotto controllo, signora contessa. Tutti fuori, entro 5 minuti, ti taglio in un colpo solo lo stipendio ai coglioni. Coglione! Attento, compare. Ridi, super invalido. Figurati se ti licenziano a te. Buonasera Leopoldo. Buonasera Giuseppe. Libera uscita fuori programma. Cava, cosa fa? Lasci quel velocipede e monti su questo antiquato bestione anglosassone. No, grazie Conte. Il velocipede mi serve in città. Ho un monte di commissioni da fare. Peccato, potremmo fare un negozi chiudono. Ciao Stella, mi porti con te oggi? Ma che mi porti con te? Non dà fastidio la signorina, monta non qui si con può, me. caro. È proibito, mi dispiace. Arrivederci a tutti. Almeno stai con me stasera. Sì, telefono! Bella! Allora, meno 5, 4, 3, 2, È fatto, signora contessa. Sono spariti tutti. Bene, adesso sparisci anche te. Sì, signora contessa. Ancora qui, signorino. Vado, ruffiano. Ma chi è il Papa? Quasi.
Ho accettato questo incontro nella fiducia di aprire con lei quel dialogo civile che i rapporti, è vero, con mio cugino Riccardo, purtroppo, come si dice, hanno reso impossibili, ecco. Ma che stai Io dicendo? voglio dire che insomma ormai sono 6 anni, è vero che con Riccardo ogni rapporto è irrevocabilmente e definitivamente rotto. Oh. Lasciamo stare Riccardo perché quello rompe a tutti i livelli. Sì, appunto, voglio dire, vediamo di portare avanti noi due, è vero, da soli un discorso civile. Ecco, bravo. Sì, grazie mille. Perché io sono una che mi sono fatta da sé, sa. Io vado al pratico. Il mio modello spirituale è sempre stato, come si chiama lì il coso? Il povero Nassis. Sì, lei milita, guardi che è vero che io ti da indovinare, per carità, non è che ne sono proprio sicura, non è che faccio l'indovino, per l'amor di Dio, ma lei milita per caso nel movimento femminista? Ma va là, io del femminismo me ne sbatto, perché secondo me una donna veramente donna deve avere, scusi il termine, sa, un bel paio di coglioni. Insomma, una sorta, diciamo, di teoria degli opposti estremissimi, è vero? La donna che deve avere gli attributi dell'uomo. Lei sì che ce li ha gli attributi, eh? No, per carità, non è che io tengo... Io ho preparato una bella sorpresina per... Prego, andiamo, prego. Prego, si comodi, prego, si mi comodi. faccia strada, Insieme prego. con l'architetto ho deciso di arredare l'ambiente secondo i suoi gusti. Oh, che Dio vi benedica, che bella casa, grazie. mi fa piacere, bella. Oh, sa che cosa mi Sì? ricorda questa sala? No, la sala del seminario quando io ero bambino, il giorno del Corpus Domini, mi ricordo quando venne Sua Santità per la Santa Benedizione. Io ero bambino, ma lo ricordo come se fosse ieri proprio. Oh, quest'uomo era seduto su una sedia proprio come questa qui. C'erano tutti i bambini. Lo vede? Facevano Ero la santa sicura che le sarebbe comunione, piaciuto, che lei si sarebbe trovata a suo agio. Lei è un uomo di potere. No, per carità, signora, siamo tutti nelle mani di Dio, vero? Si fa quel che si può. Ecco che cosa mi manca a me, un uomo come lei, di quelli che fanno sentire sicuro una povera donna indifesa. Fa caldo, per me. Prego, prego, si mangi. Mani, 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 Sì, mani, mani. In effetti io ho sempre, diciamo, appoggiato la condizione della donna, è Io vero? ho sempre appoggiato gli uomini. Non è che- Vuole? Non faccio complimenti. Porca, porco, porci. Ma sei tu, Mefisto? Ma che sciocchezza! Oddio! Ma stai zitto anche tu, accidenti a te! Senti, Mefisto, piantala anche tu, eh? Oh! Papà mio, aiutami tu. Ora basta. Basta. Ecco, basta. 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 Stefano. Stefano, che cosa hai fatto? Stefano, dove sei? Stefano, ma dove sei? Stefano, Dove sei stata, puttana, fino a quest'ora? a fare commissioni. E poi la cosa non ti riguarda. Vieni fuori, su. Adesso
con calma. Mi spieghi perché hai tagliato la testa alla tua mamma? Ma no, non è la vera testa della mia mamma. Meno male. Questo mi fa proprio piacere. È un facsimile per ora. Purtroppo. Mammina, io non ti chiedo di accorgerti che esisto. Non ti chiedo di essere quello che non sei. Non ti chiedo di non essere gretta, mignotta, volgare. L'unica cosa che ti chiedo è... Stefano. Mi fai scopare? Com'è che sei riuscito a entrare qui, Stefano? Ti ho fregato dalla borsa la chiave e ho fatto fare un doppione. Mi fai scopare? No. E perché no? Perché tu me lo chiedi solo per rabbia. E invece... E invece? Se un giorno capiterà che potremo farlo con calma, con delicatezza e se tu lo vorrai davvero... Sei furba, Stella. Stella, non mi tradire. Non mi tradire. Stefano. È il tuo papino? Sì. È bello, vero? Te lo porti anche sullo specchietto del motorino, vero? Ma soprattutto me lo porto dentro, nel cuore. Ma che c'è? Stai male? Niente, niente. Sai perché poi oggi non sono venuto a cercarti in città? No? Per andare a spiare mammina. Oh no, davvero? Che brutta cosa. Oh sì, e ne ho viste delle belle. Domani compio 15 anni. Ah, auguri. Torna in convento, cara, torna a Nostra Signora della Riparazione. È meglio, sai, molto meglio. A domani! Stefano. Senti, buon compleanno. Ma dove ti sei cacciato? Ma dove sei? Vieni fuori. Tanti auguri. Chiudi! Ah! Chiudi la porta, Stellina. Sì, sì. Grazie. Accidenti, che peccato. Tanto si era già squagliato. Capirai, ti ho cercato dappertutto. Era un gelato per te. Ma cosa ci fai lassù al buio? Guardo il mondo secondo il suo verso, Stellina. Che stai facendo? Metto insieme i regali, no? Che rabbia. Si è rotto. Oh, non importa, guarda, ne ho altri 2 uguali. 13 anni, 14 anni e quello lì, oggi, per il mio 15° compleanno. Il buon Viganò non ha molta fantasia, ma se non ci fosse lui, mammina non mi farebbe neanche gli auguri. Al mio caro Stefano con l'amore della sua mamma. L'amore senza apostrofo. Beh, ma la tua mamma ha tanto da fare, poverina. Sai, non te la devi prendere. Già. Vuoi? No, grazie, il tabacco mi fa male qui in gola. No, ma questo non è tabacco, è hashish di prima scelta. Ah, allora... Non capisco. Una volta mi fa questo scherzo. Da qua. Tu ipocrita lettore, mio simile fratello. Se mi vedesse mio padre, guai. Io non ho di questi problemi. Mio padre è morto. L'ha fatto fuori mammina per fregargli l'impero della sedia a rotelle. E tuo padre cosa fa? Oh, lui è in viaggio. Lui è uno fuori dalle brutture del mondo, come me. Ma non torna mai a casa? Beh, naviga. Nelle isole felici.
Io almeno una cosa l'ho capita, una volta per tutte. E cioè che non si scappa. Papà lo diceva sempre. Quando è affondato il Titanic è sparito un mondo. Per sempre. Che c'entra il Titanic? Mio padre era là, sul Titanic che affondava. Aveva 2 anni. Fu una granduchessa lituana a salvarlo. Il mondo è fatto di trappole. E alla gente piace farsi intrappolare. Io credo nella bontà. E io credo nella cattiveria, invece. Io sono cattivo. Tu sei cattiva. Mia madre, non parliamone. Il tuo papino è cattivo. No! Non è vero. E tu, oltre che cattiva. Ma no, perché cattiva? Sei solo coglione. Non hai capito un accidente di niente. Per cambiare non serve andarsene nelle tue isole felici. Non risolvi un tubo. Anzi, per cambiare bisogna stare qui. Qui, nella merda. E cambiarla. La cattiveria è soltanto incoscienza. Ma è difficile. Intanto, meglio una bomba. Il punto giusto. Il potere. Dormi? Non dire più quelle cose. Caput. Il grillo parlante non parlerà più. Ma che fa di bello da queste parti? Ah, ecco, io cercavo un po' di lei, sa? Ho bisogno di parlarle. Un po' sì, eh? Allora andiamo? Vado a coprirmi e torno. Va bene, vada. L'aspetto nel mio studio? Però, un po' strambo, ma appetibile. Conte Riccardo? Conte Riccardo, dov'è? Sono qui. Questo pianto registrato dal vero è quello delle cosiddette vedove di Hitler, donne naziste di purissima razza ariana che si riuniscono ogni anno nella foresta nera. Io sono qui, eh? Buongiorno, mia cara. Grazie di essere venuta, grazie. Senta, cara. No, lei non mi deve distrarre con le sue grazie. S'accomodi. Io le volevo... No, stia composta, la prego. Io devo dirle delle cose molto serie, molto importanti. Si componga e stia a sentire. Faccia attenzione, eh? Allora, indovini di chi è questo pianto? Non so. Le vedove di Mussolini? Ma no. Le vedove di Rodolfo Valentino? Ma no! Questo pianto è mio! Testimonianza acustica della crisi caratteriale di un nobiluomo coi coglioni rotti a causa di un'inqualificabile famiglia. Beh? Ma io capisco. Ma nonostante le apparenze, anch'io ho una mia dignità. Io ho deciso di confidarmi con lei. Con me? Sì, è scoccata l'ora del destino. Ah. Io ho un piano. Un piano... Conte Riccardo? Conte
Riccardo! Ai nostri tempi almeno avevi più classe, Leopoldo. Non le posso dar torto, signor Conte. Gradisce un caffè? Con strichinina, magari. Giuda! Qua nessuno ci sentiva. Stefano? L'ho lasciato nella serra. Dormiva profondamente. Benissimo. A Leopoldo ho regalato una bottiglia di whisky. Mia moglie è in fabbrica, non c'è pericolo, non ci trovano. Possiamo anche fermare questa aggeggio. A noi dunque, mia cara. Dica, Conte. Sì, io dico, ma lei mi ascolti. È arrivata per me l'ora delle decisioni irrevocabili. La parola d'ordine è una sola, categorica, assoluta. Sequestro. Sequestro? O meglio, più esattamente, finto sequestro. Io intendo rapire il mio figliastro Stefano per ottenere 1 miliardo di riscatto. Un miliardo? Sì. Dai camerati avremo tutto l'aiuto e l'assistenza occorrente. Uomini, auto, complicità nelle altre sfere. Tutto. Tutto. Che c'è? 1 miliardo? Sì, 1 miliardo. Vede, mia cara, io da anni vengo umiliato come un vassallo. Nella casa dei miei avi da quella pescecagna. Adesso però dico basta. Ma perché non trova un mezzo per lasciare la sua signora? E cosa crede che non abbia già tentato? Ah, cioè? Cioè, per esempio, ho tentato più volte di ammazzarla. Ah, allora? Sì, ma è dura morire, voglio dire, è praticamente indistruttibile, la stronza. Ma perché non divorzia, scusi? Mai. Io sono cattolico, credente e praticante. E poi il divorzio non rende, mia cara. Io invece ho bisogno di soldi, tanti soldi. Il potere. Oh, no, non per me, naturalmente, per carità, ma per la dignità della mia casata, per l'ordine e per la causa. Ah, per la causa. Pardon? Per il piccolo mostro i malviventi chiedevano 1 miliardo Ci sono di dei malviventi? Sì, cara, i malviventi siamo noi. Siamo noi. Cosa le fa credere che io sia disposta? Ma tutto, lei mi dice sì, No. tutto. E invece sì. no. Come no? Non ci sto, non ci sto, non ci sto, non ci sto, non ci sto. Non Dentro qui. Buongiorno, anche lei qui. Non faccia la stupida, la smetta. Stia buono, un momento. La prego, Conte, sono una ragazza povera, onesta. Lei è drogata, questo è il guaio, la smetta di vivere. No. La smetta e mi stia a sentire. Ma mi lasci andare? Ecco, vede, se lei accetterà di diventare mia complice, fra pochi giorni sarà ricca e libera di andare. Non ci sto. Ah no? E allora l'aveva voluto lei. Guardi, non uscirà di qui finché non avrà accettato. Non avrei mai voluto arrivare al ricatto. Mi ci ha costretto. Un po' sfocatine. Come sfocatine? Le ha fatte lei? Sì, e le farò vedere mia moglie. Forse la contessa si arrabbierebbe più con lei che con me. Mi corregga se sbaglio. E se ne mostrassi alla buon costume? Se è qualcosa che c'entra con la polizia. Non credo proprio che sia il caso di fare uno scandalo. Lo dico per lei, sa. Per me? Per la casata. Per la causa, soprattutto. Si decide sì o no? No, neanche per sogno. Venga qui, Stella. Mi stia a sentire. Stella. Se lo scordi. Fammi entrare, che io sono forte. Allora, accetti o no? Mai e poi mai. Ma ricordati che non sei. Ma che fa? Me lo ricordo. Proprio mai? Guardi qua. Lo vede? Lei potrà andare alle sue isole felici soltanto se accetterà la mia proposta. No, il passaporto no. Fermo lì! Ecco, brava, se mi fai scrivere. Brava. E allora? Ok, ha vinto. Ci sto. Al 50%. Qua la mano. M'è bagnata. Anche la mia? Il passaporto? No, a missione compiuta. Un momento. C'è Stefano. Allora, il piano è questo. Il ragazzo aspira a restare solo con lei, vero? Senz'altro. Bene, sta a lei incoraggiata. Senz'altro.
Il ragazzo si fida di lei, Senz'altro. perciò lo induca a farsi rapire. Mon triste cœur bava alla poupe. Mon cœur couvert de caporal. Traduci. Il mio triste cuore sbava alla poppa. Bravo. Lo provochi, vedrà che il ragazzo ci cascherà. Stella, Stella, su Stella. Ah, no. Quando è che scoppiamo? No, non qui. E avvicinati. Dai. Senti. Ci ho pensato a lungo. L'unico modo per stare soli, tu ed io, è questo. Che tu ti faccia rapire. Come? Ma sì. Un falso rapimento, naturalmente, organizzato da me con la tua collaborazione. Stella, ma è un'idea fantastica. Stella. No, che c'è? Che è? L'unico problema sarà trovare un posto. Sarà il ragazzo stesso a proporle. Ce l'ho! È un piccolo cascinale segreto, a qualche chilometro da qui. Nessuno lo conosce. Il mio patrigno ci portava le altre signorine, ma lui non sa che io so. Signorino Stefano! Signorino Stefano! Signorina Maria! Che è successo? Signorino! Signorino! Cloroformio. Hanno rapito il signorino Stefano! Hanno rapito il signorino Stefano! Io me lo sentivo, poi questa notte l'avevo sognato, ma com'è stato? Com'è stato? Cloroformio! Hanno rapito il signorino Stefano! Infelice papà. Dunque, vediamo un po'. Come costruirsi in casa una sedia elettrica. Ah, ecco. 14. 2 elettrodi alle parti esterne della regione temporale collegati mediante una semicalotta di rame. Mi tradì quell'alma ingrata, quell'alma ingrata. È un rapimento, niente polizia, massima riservatezza, intermediari, ci faremo vivi noi. Dov'era? In portineria, signora contessa. E chi è che l'ha trovato? Io non c'entro, signora contessa, sono innocente. Zitta te! L'ho trovato io, signora contessa. Caro il mio Leopoldo, te ce l'hai un alibi? Io? E lei, dottor Silenzio, che ne pensa? Anche l'investigatore è un camerato. La situazione è in pugno. Io direi di cominciare proprio da lui. Fila, via, via. Puoi tornare dal ragazzo, non dare nell'occhio, vai via. Nessuno ti vede, vai via adesso. Mi raccomando. Mi tradì quell'alma ingrata, quell'alma ingrata, infelice, oddio mi fa. Jesus Christ, superstar, Jesus Christ, superstar, Jesus... Stefano! Stefano! Jesus Christ, superstar, Jesus Christ, superstar. Che bel posto! Dove sei? Carino. Papà mio, ma questa è una prova generale. Stella, tu non fuggirai. Oddio. Ehi, Stella, arrivo! La prima volta che hai suonato nella saletta della musica, io ti vedevo così, sai. Però non eri così bella. Grazie. Sei onesta, oltre che bella. Pardon? Perché se sei onesta e bella, non devi permettere che la tua bellezza faccia da ruffiana alla tua onestà. Ma che stai dicendo? Après-vous, madame. Ma... come vuoi tu, Stefano? Andiamo. Ti faccio paura?
No. No? Beh, un pochino. Grazie. Non faccio il sentimentale, ma a me farti paura mi arrazza da morire. Ah, sì? Dici davvero? Su, scegli. Stefano, caro. Che bello. In fondo potrebbe essere anche qui l'isola felice. Ah, dormito bene? Vaffanculo. Ti ho portato il latte con i cornflakes. Vaffanculo. Buoni, eh? Vaffanculo. No, non si parla con la bocca piena. Vaffanculo. Sei arrabbiato? Hai caldo? Come sei carino, davvero. Dovresti stare sempre legato a musica. Beh, mi pare che sia giusto che voglia fare un po' la sadica anch'io adesso. Siamo venuti qua per divertirci, no? Che peccato, ora devo scappare in villa. Se no magari quelli sospettano qualcosa. Ciao, a stasera. Stella, Sì? tu credi che mammina sgancerà i soldi per riavermi? Ma cosa c'entrano i soldi? Questo è un finto rapimento, no? Già. Allora stasera io scappo. Ciao. Scappa. Scappa. Come va col piccolo mostro? Bene. Per precauzione l'ho immobilizzato. Benissimo. Adesso prima di tornare da lui, fa attenzione. Fatti vedere dal portiere di casa tua, da tutti i negozianti della zona. Nessuno deve sospettare niente. No. Aiuto! Ma che stanno facendo al povero Leopoldo? Il nostro bravo Silenzio lo sta torchiando a dovere. È risultato che oltre ad essere spione è anche anarchico. Ma dove va? Chi chiama? E allora confessa. Confessa che sei stato tu a organizzare questo rapimento. Perché? Io non farei mai male all'anima. Per finanziare i bolscevichi dei quali fai parte. Sai che non sei anarchico? E allora perché cantavi le canzoni dell'anarchia? Come mai? Ubriaco. Ne avevo sentito da mio padre. Eri ubriaco. Poverino, l'hai sentita da papà. E allora canta un po', cantale! Si scappano dietro. Basta per ora, signor Silenzio. Contessa, ancora un minuto così e crolla. Se non crolla, lei cosa fa? Ma la prassi con gli anarchici sarebbe di frullarli dalla finestra. Oh, bravo Pirla. E poi cosa interroga? Il cadavere? Ho detto sarebbe. Vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Scappa, scappa, non fuggirai. Attenta ai tuoi piedini, Cenerentola. Beh, mi sta. Ti sei fatto male? Mi sta. Ma tu non ci arriverai alle tue isole felici. Non ci arriverai. Troverai solo Non essere meschino. piene di turisti americane che ballano la hula hula, di bambole rotte e di preservativi. Scapperai. È inutile, non ti sento. In un mare Benissimo, lurido. Stefano, non ti sento. Le tue isole felici non esistono. Ma la mia bomba sì. E la sentirai. Anche all'inferno la sentirai. Guardati, Stella. Non si scappa. Non è vero. Non si scappa. Esistono. Qui c'è miliardo in gioielli. Portiamolo e chiudiamo l'incidente. Ma per tutti, e soprattutto per il fisco, i miliardi sono 3, intesi? E al momento del rilascio Che tragnaca. acchiapperemo il colpevole. E chi ci va all'appuntamento? Lei, dottor Silenzio? Certo.
io al momento opportuno divento spietato e irreversibile come una tagliola. E va bene, signor Tagliola, però non si offende mica se ci mando anche il mio Viganò, non è vero? Ma perché dovrebbe offendersi? Ecco la luce, dovremmo essere sul ponte. Con delicatezza, signor Viganò, e massimo silenzio. Ecco il segnale. Che si fa? Si butta il sacchetto e poi seguiremo gli impulsi radio. La microspia ci porterà al covo dei rapitori, ma l'importante è silenzio, massimo silenzio. Un Boy Scout. Che tempi! Dunque, punto 3, gettare la microspia. Buonasera. Spaventata, cara? Beh, lei Sì. qui, Perché non le fa piacere? così. Come ha fatto a entrare? Cara, lei sottovaluta la potenza della nostra organizzazione. Ah, Brava. Allora com'è andata? Avete tirato la... Ma brava, non è molto prudente girare con questa roba in mano. Oh. L'ha vista qualcuno, no? no, no, Meno male. nessuno. Ah, finalmente ci siamo riusciti. Brava, cara, bravissima, brava. No, lasci a me, lasci pure. Dividiamo dopo. Dopo che? E dopo, venga a festeggiare questo evento meraviglioso, brava. È andato tutto bene, sì? Veramente è successo un piccolo incidente Mi a fa Stefano. piacere, se lo merita. brava. Ma si rende conto, deficiente, che abbiamo sganciato 1 miliardo e non abbiamo niente in mano, non dico il bambino, né, ma neanche una ricevuta. Hanno capito l'inghippo e buttato la microspia. Chi poteva prevedere? Un Boy Scout, signora Contessa, un Boy Scout. L'ho visto con i miei occhi. Che tempi! E ora che si fa? Ricominceremo a tarchiare il maggiordomo. Ma si è perso la ragione, se non fa altro che cantare mi chiamano Mimì. Lei me lo ha terrorizzato. Terrorizzare i terroristi è un dovere sociale, Contessa. Eccola il suo passaporto. Alla Sant'E. Alla santé. Ah, finalmente potrò partire. Ah sì? Deve partire, eh? E dove se ne va la mia piccola bambina misteriosa, eh? Beh, Dove se ne va? alle Isole Felici. Ah sì? E cosa sono queste isole felici? Niente, oppure tutto. Come Bisogna crederci alle Isole Felici. Ah, Io e mio padre ci crediamo. suo padre? Non mi dirà che parte con suo padre, mia cara, vero? Ma come sola? No, andiamo insieme. Venga, io e lei andiamo a divertirci nelle isole felici. Venga, mia cara, così divertiamoci insieme. Non scappi la prego. Ah, vede, è caduta nella rete, pesciolino. Vieni, pesciolino mio diletto, vieni. Noi faremo l'amoretto insieme. Vieni con me. Pesciolino mio, vieni, andiamo a questa inaugurazione. Ma che paura, sei in buone mani, cara. Io ti tratto bene, vedrai. Daremo un addio al puzzellaggio. Non c'è occasione migliore. Ma dove vai? Dove vai? Scappi, pesciolino, vieni. Vedrai. Saremo felici. Non fare la bambina, andiamo. Non fare la bambina, Stella. Ma io voglio restare una bambina. Voglio restare sempre con te, papà. Io sto bene con te. Un giorno troverai un uomo che ti farà capire che cos'è l'amore, bambina mia. L'amore. Non ci arriverai. Non ci arriverai.
Le tue isole felici non esistono, Stella. Non esistono. Troverai solo spiagge inquinate, piene di turiste americane che ballano la hula hula, di bambole rotte, di preservativi. Ma sì, lo so che tutta la stampa ne parla. Ma sì, ma sì, lo so che come operazione economica è riuscita benissimo. Ma va bene, sì, che sono anche contenta, però senti, senti, c'è una cosa che non mi va mica giù, sai. Non mi hanno restituito il bambino. Ah, sì, tu dici? E va bene, se tu auspichi, auspico anch'io. Ciao, Gianluco. Ciao. Se non avessi te... Stefano! Bambino mio! Sta lontana, mammina, se no ti ammazzo. Beh, certo che sentirsi chiamare papà nel momento culminante ammoscerebbe anche un gorilla. Ma io per fortuna ho capito che era un tuo vizietto e allora... Oh, per carità, nessun rimprovero, eh? No, ci mancherebbe altro, nessuno è perfetto. Ognuno, come si dice, ha i suoi problemi. Levo? Beh, adesso ne ho uno di meno. Sono stata finalmente a letto con un uomo. E di la verità, cara, come l'hai trovata quest'uomo? No? Godibile? Ma credo che l'amore sia un po' come le isole felici. Può essere tutto o niente. Basta crederci. E tu, tesorino? Conti sempre ad andarci alle tue isole felici? Oh sì, e ci starò per sempre. Sono ricca adesso. Cioè, scusa, siamo ricchi. No, cara, veramente io sono ricco. Oh no! Non mi dirai che ha creduto davvero che io avrei diviso Io non credo nella cattiveria, Infatti io non sono cattivo. Ti faccio morire non più vergine. Vedrai, cara. Non c'è isola più felice dell'aldilà. Credo nella bontà. Mi aspetti, torno subito. Titanic sta affondando, sta affondando, sta affondando. Papà. Lo chiami Padre nostro? Chi sei? Sono Stella. Stella Maris. È per te. Che cos'è? È la gemma più bella della mia corona. Le stanze dei serafini hanno bisogno. Sì. Sei vergine. Brava Teresa, su, restituisci il vestito, Brava. Ah, Sebastiano, bravo, sei stato proprio bravo. Su, slegatelo. Bravo.
Calma. No, bravo, sei bravo, buono. Attenzione. Via, dobbiamo restituire il mantello. Cos'è questo? Questa è cacca, si butta via. Quella pietra? Gliela può lasciare, dottore? No, potrebbe farsi male, tagliarsi. Ah, dottore, che idea, sti psicodrammi. Che Dio, quello vero, ci perdoni. Gli psicodrammi, sorella, funzionano. Fanno risparmiare un sacco di sedativi. Your attention, please. Passengers to New York flight number 79 are kindly requested to take place in advance. Gate number 11. Attenzione, vero. Passeggeri diretti a New York, volo H029 sono pregati di dirigersi all'altra. Uscita numero 11. È qui per New York? Sportello 6. Isole Felici? Ok, a bagagli? No, grazie. Ma come no? E questi che sono? Pure pagati. Passaporto e biglietto, per favore. Scusi, passaporto e biglietto, per favore. Già. Mi scusi. Titanic, prima classe, prego. First class cabin. Senta, ce l'ha lei il nostro biglietto? Sì, tutto a posto, grazie. Va bene, grazie. Signorina, la carta d'imbarco. La sua carta d'imbarco. Ah, sì, grazie. Si sbrighi, signorina, il volo è già stato chiamato. Ma mi sente, signorina? Circolate, signori, avanti, circolate. Lei lo sa che le Isole Felici sono una trappola. Pardon. Lo dicevo anch'io, quando volevo far finta di non capire. Comodo, Prenderò la nave, cabina sul ponte. Prima classe. Io detesto la brutta gente. Per favore, a che ora salta il Titanic? Sono 20 secoli che sotto questa cupola, idealmente, nostra santa... Ma con le batterie e cellule solari abbiamo risolto il problema, contessa. Risolto un cazzo, Sommaruga. Il problema è lanciarla e non farle andare avanti, ste carrozzine. A me mi ci vuole un'idea, capito? Un'idea di lancio che ne parlino tutti. Una trovata, una bomba. Mi serve una bomba. Io insisto sulla gara di velocità fra invalidi all'autodromo di Monza, contessa. Ah, non basta. La carrozzella extra lusso, quella lì col telefono e il televisore. Dobbiamo mandarla a Indira Gandhi, a Paolo VI, a Mao Zedong. Geniale, contessa, geniale. Geniale un cazzo, Viganò. Non basta. Mammina? Sì, Stelina, dopo, la mammina viene. Mammina. Le carrozzelle. Ho io l'idea. Ah. Qual è quest'idea? Avanti, su, un po' svettino, sentiamo. Papino, come assistente al soglio pontificio, anche se radiato per motivi morali, ha sempre diritto ad essere sepolto in Vaticano, Sì, no? sì, allora, su, svettino, dimmi. E allora facciamo un bel funerale con le carrozzelle, un gran funerale, con tutti i parenti nobili, i fiori, televisioni. Fantastico, bravo. E ci mettiamo una gran musica di organo. Quella lì, come si chiama? Tocca e scappa, è quella lì. La toccata e fuga in re minore, sì. Ecco, sì, quella lì. Io sarò la tua reclam vivente, mammina, vedrai. Dici, ti darò una percentuale. Ma ora cosa devo fare? Ridere o piangere, sai, per la televisione? Ridi, mammina, ridi. E vedrai, altro che piangere. Ma che cos'è questo tic-tac? Mi batte qui dentro la testa, ma non sarà mica l'embolo. Sta tranquilla, è il mio orologio, quello che mi hai regalato tu, no? Per il mio compleanno. Suo figlio starà come a casa sua. Ah, magari. Signora, stia tranquilla. Questa è la meglio clinica per disturbi nervosi che ci sia in Italia, forse in Europa. Ci abbiamo dei principi, dei deputati, ci abbiamo pure un re in esilio. E noi curiamo tutto con i psicodrammi. Uno se crede Gesù e noi gli famo la crocifissione. Uno se crede Nerone e noi gli famo l'incendio. Quando la nave si inabissò e gli abissi portò con sé 12.000 vescovi
4.321 principi della Chiesa, con tutto il corpus domini, e la regina Vittoria con le sue dame. Il mondo non ha più bisogno di automobili, né di gambe. Il mondo camminerà su carrozzelle per paralitici. Saremo grandi, mamma! Vestiremo la marinara! Stefano, che brutta cosa. Un frammento di pietra delle tavole di Mosè e un volano, una Vergine Maria in oro massiccio, il mio aquilone,